Vescovo per una prima conoscenza in questo anno delle diverse realtà e anche un chiarimento particolare per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica anche nelle nostre scuole. Ecco, introduco io velocemente l'argomento. Ecco, per chi forse non mi conoscesse ancora, sono Don Domenico Consolini, direttore dell'ufficio di pastorale scolastica. Vuol dire l'asse portante della pastorale scolastica diocesana, dalle scuole dell'infanzia fino all'università. Poi valorizza evidentemente tanti altri apporti, come per esempio appena entrato Don Andrea Girardi, che lui è il direttore del centro di pastorale studentesca, quindi le superiori, in San Pietro in Carnario, per dire. Quindi lui, Don Domenico, fa il punto di riferimento totale con le varie collaborazioni. Ma poi dovremo riparlare anche del centro studentesco. Sì, e infatti credo che sia importante che vediamo quanto come diocesi si sta facendo all'interno della pastorale scolastica proprio per coinvolgere la realtà che è fondamentale della pastorale scolastica, appunto delle scuole cattoliche, perché ecco, riprendendo anche il documento della conferenza episcopale dell'83, la scuola cattolica oggi in Italia, chiaramente si dice che la scuola cattolica nasce da questo ministero educativo della Chiesa e quindi ogni scuola cattolica è espressione di Chiesa e vive questa dimensione profondamente ecclesiale, che sia l'emanazione di un istituto religioso, di una cooperativa di genitori di ispirazione cristiana, oppure sappiamo le diverse modalità in cui anche oggi vivono le scuole cattoliche, ecco, però vivono all'interno di questo grande ministero educativo della Chiesa. E il Vescovo vuole sottolineare questo anche perché siamo nel decennio dell'educazione, cui i Vescovi ci hanno dato come programma pastorale appunto educare alla vita buona del Vangelo. Le fotocopie che avete infatti sono parte prese dal capitolo 5 di questo documento che riguarda appunto la scuola cattolica e la comunità cristiana, ecco, lasciando perdere i discorsi più specifici relativi all'organizzazione, ai diversi soggetti della scuola cattolica, al progetto educativo, anche se lì emergono chiaramente questi riferimenti, ecco, di rapporto a doppia mandata fra la scuola cattolica e la comunità ecclesiale, perché diciamo, la scuola cattolica vive della comunità ecclesiale, appunto detto nel capitolo secondo, cioè le parrocchie, le associazioni, i movimenti, le realtà ecclesiali sono chiamate a promuovere la scuola cattolica come la scuola in cui l'educazione, la formazione culturale è incentrata sui valori del Vangelo, sul progetto di Gesù Cristo. Dall'altra parte la scuola cattolica vive un servizio nella comunità ecclesiale con, diciamo, le modalità e le specificità che sono proprie dal punto di vista appunto educativo e culturale. Questo è il servizio che la scuola cattolica offre alla comunità ecclesiale. Quindi c'è questo rapporto duplice di sostegno vicendevole fra la scuola cattolica e la comunità ecclesiale. Ecco, nel capitolo quinto è appunto approfondito un po' tutto questo discorso. Adesso naturalmente è un documento che tutti voi penso conoscete molto bene, inutile un approfondimento esteso, io richiamo soltanto alcuni brevi punti che ci servono un po' per portare avanti poi anche questa richiesta di collaborazione e di sempre maggiore coinvolgimento all'interno della pastorale scolastica diocesana anche delle scuole, degli istituti che voi dirigete o in cui voi insegnate. Ecco, la frase di apertura fondamentale è che la sua autenticità e la sua forza, cioè la scuola cattolica, sono nel costante riferimento alla comunità ecclesiale,
Questo per ogni servizio reso all'evangelizzazione, quindi anche per la scuola cattolica. Quindi la forza e l'autenticità sono nel riferimento alla comunità ecclesiale, nel duplice cammino che si diceva prima. Il vescovo rivolge un'attenta cura pastorale alla scuola cattolica. Fa parte del suo ministero aiutare queste scuole a mantenersi fedeli alla propria ispirazione. Direi proprio in quest'ottica leggiamo che questo incontro di oggi che il Vescovo ci offre proprio per vivere questa attenzione al ministero ecclesiale che come scuole cattoliche vivete. Ecco poi diciamo che nello svolgere il suo compito pastorale il Vescovo si può avvalere della collaborazione delle strutture diocesane, gli uffici, le consulte diocesane di pastorale scolastica e quindi ecco poi anche il Vescovo potrà avvalersi della collaborazione di un delegato per la pastorale scolastica che stabilirà un dialogo permanente con la scuola cattolica. Quindi è importante che questo rapporto non sia occasionale, episodico, ma diventi di sempre maggior coinvolgimento, proprio per mantenere viva anche questa dimensione ecclesiale e pastorale. Ecco poi, lasciando perdere i discorsi che riguardano la verifica, l'apertura, la chiusura delle scuole, le diverse cooperative, le gestioni, al numero 67 credo una cosa importante che viene detta è questo: il riferimento alla Chiesa diocesana deve rimanere esplicito nella realtà e non solo nell'atto istitutivo. Cioè non si tratta di ricevere il riconoscimento iniziale, per dire io sono a posto, sono scuola cattolica, vado per la mia strada. Deve rimanere esplicito nella realtà. Vanno pertanto individuate forme di rapporto che consentano stabilmente un clima di corresponsabilità. La presenza istituzionale, se c'è la cooperativa o se ci sono altre realtà, le nuove forme cattoliche, di rappresentanti della diocesi. Questo è per le scuole gestite da cooperative, ma questa presenza stabile vale anche per le scuole cattoliche presenti, nella diocesi. Infatti al numero 69 si dice: la scuola cattolica partecipa alla missione pastorale della Chiesa con il servizio educativo che le è proprio. Sviluppa la propria fisionomia ecclesiale partecipando anche alle diverse iniziative pastorali della diocesi. Questo è importante, partecipando alle diverse iniziative pastorali della diocesi. E naturalmente sarebbe una cosa che non ha senso che la diocesi facesse delle iniziative pastorali, le scuole o ogni scuola un'altra, che si creassero dei conflitti, delle tensioni, delle sovrapposizioni, perché questo sarebbe a danno della pastorale, sarebbe a danno dei soggetti a cui è rivolta la nostra attività pastorale. Oggi, come ci ha ricordato il Vescovo, c'è Don Andrea Gianni, che ci presenterà il centro di pastorale studentisca. Credo che questo impegno per la diocesi, perché vuol dire un investimento di preti, di strutture, di attenzioni, sia veramente un servizio che anche come scuole cattoliche può esservi offerto, da cui poter trarre aiuto e con cui collaborare, e non certamente un antagonista con cui dover controllare. Poi per quello che riguarda ad esempio al numero 71 c'è scritto: la scuola cattolica dovrà inserirsi nella pastorale diocesana secondo la propria fisionomia, come dicevo prima, promozione dell'educazione e della cultura. La scuola cattolica eviterà di avviare iniziative pastorali esterne che risultino autonome e separate, ma parteciperà, seppure in modo proprio, ai programmi diocesani. Vedete, c'è sempre questa attenzione, modo proprio, cioè voi avete una modalità vostra di vivere questo inserimento diocesano, che è quello della promozione educativa e della cultura, che è un aspetto oggi veramente di frontiera, ma che riguarda anche il futuro della nostra Chiesa. Poi si parla in concreto della catechesi, della pastorale sacramentale, della pastorale giovanile, di diversi ambiti in cui si opera questa cosa. Che naturalmente non sto lì a dire.
Allora questo è un po' come, diciamo, discorso generale. Adesso permettete un ultimo mio intervento, poi lascio la parola al Vescovo e anche a voi per il dibattito, e riguarda specificatamente all'interno della scuola cattolica l'insegnamento della religione cattolica, perché anche qui nella nostra diocesi in questi ultimi anni, ecco, diciamo, ci sono esperienze e realtà diverse, e allora è importante che cominciamo anche a fare chiarezza e soprattutto a renderci conto di quale modello, verso quale direzione intendiamo andare, o quale modello eventualmente potremo incarnare anche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola cattolica. Qui faccio riferimento nell'altra fotocopia che avete a un sussidio pastorale elaborato nel 2004 dal Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, appunto su IRC e scuola cattolica. E qui la prima parte è l'inquadramento generale. Con la revisione del concordato dell'84 è mutato l'insegnamento della religione nelle scuole statali. E poi è venuta un'intesa che ha regolato tutta la procedura, per cui, diciamo, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali è regolato dal concordato. Per quello che riguarda le scuole cattoliche, qui, diciamo, ci sono, e poi infatti anche questo testo presenta un po' la problematica, ci sono da tenere presenti due aspetti. Il primo, dal punto di vista giuridico, si dice che il concordato regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa. La scuola cattolica ha un'espressione di Chiesa, quindi non si regola secondo il concordato, perché la Chiesa, per la propria missione educativa all'interno delle proprie strutture, non ha bisogno di fare un concordato con lo Stato. Quindi la religione delle scuole cattoliche, che rientra nella finalità del progetto educativo cristiano, eccetera, è vista in maniera autonoma. Però dall'altra parte c'è un'altra corrente di pensiero che dice: è vero, però il concordato riconosce l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondo le finalità della scuola, cioè lo Stato riconosce il valore storico e culturale della religione cattolica, per cui, diciamo, vuole che sia insegnata religione cattolica nelle scuole pubbliche con questa finalità che è prettamente interna alla scuola. Per cui si dice: le scuole cattoliche, essendo paritarie, devono avere tutti gli stessi requisiti delle scuole statali per essere all'interno del sistema pubblico, appunto, statale paritario. E quindi anche le scuole cattoliche devono garantire, al di là dell'educazione religiosa, l'insegnamento della religione cattolica con quelle specificità culturali, storiche, eccetera, previste dall'ordinamento scolastico. Ecco, quindi, diciamo, e questo poi è la riflessione che prosegue in questo testo, si dice: la religione cattolica nella scuola cattolica, già nel documento della CEI dell'83 se ne parlava dell'insegnamento della religione cattolica al numero 22, con una frase significativa, perché è una frase che mette insieme due aspetti. Allora fa una sintesi, ma senza evitare un po' la confusione. Si dice: la dimensione particolarmente importante del progetto educativo della scuola cattolica è l'educazione cristiana e specificatamente l'insegnamento della religione. Quindi si parla di educazione cristiana e di insegnamento della religione, ma i due aspetti non sono sinonimi. Ed ecco, allora, in questo testo si è detto, ecco, al punto 2, significato di educazione cristiana e di insegnamento della religione. Allora, l'educazione cristiana rappresenta la finalità generale della scuola cattolica, cioè formare il cristiano, come detto anche nel documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica ancora negli anni 70. L'insegnamento della religione cattolica è uno strumento, è un mezzo per arrivare a questa finalità della scuola cattolica, cioè la formazione e l'educazione cristiana. Quindi, diciamo, l'insegnamento della religione cattolica è un aspetto strutturato all'interno della scuola per raggiungere la finalità, e poi infatti si dice è in sintonia
con altri aspetti che possono essere momenti specificatamente formativi, tipo ritiri spirituali, attività diverse, momenti di preghiera, eccetera, oppure anche altre attività che la scuola cattolica può pensare per i propri studenti inserite all'interno del progetto educativo. Quindi, diciamo, l'insegnamento della religione cattolica strutturato dal punto di vista culturale nella scuola è una delle modalità con cui la scuola, anche cattolica, realizza questa sua finalità, cioè la finalità della scuola generale e la sua finalità specifica di formazione, di educazione cristiana. Infatti al punto 3 di questo documento si dice significato della presenza dell'IRCE nella scuola cattolica in particolare, e si affermano un po' questi aspetti, questi discorsi. Ecco, allora, proprio per tutti questi discorsi, poi io non entro dal punto di vista degli studenti, perché si arriva a dire come è giusto, allora all'interno della scuola cattolica tutti gli studenti scelgono l'IRCE, cioè non dovrebbe esserci quella possibilità di avvalersi o non avvalersi dell'IRCE che è data nella scuola statale, proprio perché l'insegnamento della religione cattolica è un mezzo di un fine più ampio, per cui se uno studente entra nella scuola cattolica aderisce alle finalità educative. Certo, si dice anche nel documento della congregazione, proporre un progetto educativo, i valori cristiani, non vuol dire imporli. Allora si dice noi lasciamo agli studenti la libertà di accettare, ma deve essere lasciata alla scuola cattolica la libertà di proporre i valori cristiani. Quindi possono esserci anche studenti di altre religioni, o poi ecco, qui si parla della gradualità, chiaramente non tutte le famiglie, non tutti gli studenti sono al medesimo livello di vita cristiana, di inserimento ecclesiale, di accoglienza dei valori evangelici, bisogna tenere presente questo. Poi le particolarità vengono declinate nelle singole realtà, dall'infanzia alle scuole superiori, i diversi indirizzi scolastici, insomma tutto quello che con quella complessità che è all'interno delle nostre scuole. Però ecco, dal punto di vista degli studenti, diciamo, c'è un po' questo aspetto. Invece, dal punto di vista degli insegnanti, ed ecco è il numero 5, profilo e caratteristiche dell'IRCE nella scuola cattolica, e poi qui ci sono alcune indicazioni che riguardano gli insegnanti. E concludo proprio con questi discorsi. Allora, gli insegnanti devono essere scelti, informati, motivati, formati in rapporto al compito e alla responsabilità specifica che si assumono come insegnanti delle scuole cattoliche. Accettano di diventare educatori in una scuola cattolica. Il codice di diritto canonico dice chiaramente quali devono essere le loro particolarità. Ecco, questo che vale per tutti gli insegnanti della scuola cattolica, tanto più vale per gli insegnanti di religione cattolica. Quindi una esemplarità di vita e una accettazione del messaggio cristiano fondato sulla rivelazione, quindi la parola e la tradizione, ossequiente al magistero della Chiesa e vissuto nella vita quotidiana. Ecco, però, poi arrivando agli altri aspetti, per i titoli, alla luce di quanto finora esposto, si richiede che gli insegnanti delle scuole cattoliche siano in possesso almeno degli stessi titoli previsti dalla normativa concordataria per gli insegnanti di religione delle scuole statali. Questo è importante perché finora non c'era stata questa chiarezza, perché uno da anni insegnava, ecco, invece è importante che ci sia questo, perché viene richiesta anche per una esemplarità nei confronti dell'insegnamento nelle scuole statali. Quindi la magistero in scienze religiose, con la laurea in scienze religiose del vecchio ordinamento, per la scuola primaria invece una laurea pedagogica oppure una maturità magistrale e il triennio delle scienze religiose. Ecco, quei titoli che vengono richiesti, diciamo, per le altre, appunto nella normativa concordataria. Per quello che riguarda poi le insegnanti di classe delle elementari della materna, qui naturalmente viene richiesto
quello che è richiesto anche alle altre, quindi la partecipazione a dei corsi che permettono di arrivare all'idoneità, se non sono già stati frequentati nel passato, se non c'è già stata un'idoneità avuta appunto immediatamente dopo il concordato, nei corsi di idoneità che sono stati fatti anche dalla nostra diocesi appunto negli anni 90. Per quello che riguarda la formazione e l'aggiornamento, ecco, è necessario l'aggiornamento e la formazione in servizio degli insegnanti delle scuole cattoliche, dovranno caratterizzarsi e contestualizzarsi per un riferimento esplicito al particolare tipo di scuola. E qui cito il numero 38 del documento della CEI, che anche qui è illuminante, che dice: anche la comunità ecclesiale a sua volta, attraverso gli organismi di pastorale scolastica, potrà dare il proprio contributo con l'organizzazione di momenti organici di formazione per insegnanti di scuola statale e non statale. E quindi noi attualmente stiamo organizzando il percorso di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti della scuola di religione della scuola statale. Sarebbe opportuno che anche gli insegnanti di religione cattolica della scuola cattolica partecipassero a questi incontri per portare anche uno sguardo diverso, particolare su questa disciplina che è quello delle scuole cattoliche, per quindi alimentare un dialogo, un confronto, un arricchimento dell'insegnamento della religione all'interno della realtà diocesana e crescere anche insieme con queste diverse voci. Poi per l'orario chiaramente si dice un orario minimale, 2 ore nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, 1 a 2 ore nella scuola secondaria. Sappiamo che nelle scuole statali viene data 1 ora e mezza all'infanzia, 2 ore settimanali alla primaria, 1 ora alla secondaria. Per i contenuti, ecco, si parla degli OSA, ecco, chiaramente si deve fare riferimento, si dice ai contenuti che vengono proposti, ai programmi, agli obiettivi specifici di apprendimento della riforma proposti per le altre scuole. Voi sapete che abbiamo gli OSA e i traguardi di sviluppo delle competenze, adesso si chiamano definitivi per l'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado. Invece per la secondaria di secondo grado sono in fase sperimentale, quelli di religione cattolica. Siamo al secondo anno di sperimentazione. Anche in Veneto c'è un gruppo di sperimentatori che sta portando avanti questa sperimentazione. Probabilmente a fine anno scolastico o a inizio del nuovo anno scolastico saranno pronti in via definitiva anche questi e approvati dalla CEI e dal Ministero questi traguardi di sviluppo delle competenze, e poi saranno fatti nuovi libri di testo con questi nuovi traguardi. Poi ecco, testi, valutazione, IRC e comunità cristiana, rapporto quindi con la parrocchia, con la famiglia, con la comunità ecclesiale. Ecco, ultimo, il punto 6, idoneità. Nessuno insegna religione cattolica se non è dichiarato idoneo dall'ordinario diocesano, questo nelle scuole statali e comunali. Può capitare invece, e di fatto sembra che capiti spesso, che a chi insegna nelle scuole cattoliche non sia rilasciata questa idoneità. Ecco, non si è mai, la normativa non ha mai preso in considerazione la situazione della scuola cattolica, però il codice di diritto canonico è chiaro, è diritto dell'ordinario dell'uomo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti se lo richiedono, ecco, che siano rimossi. È necessario dunque che si pervenga nei tempi e nelle modalità che appariranno più adeguate a far sì che sia rispettata la normativa canonica o eventualmente a stabilire una normativa specifica per quanto riguarda coloro che attualmente insegnano nelle scuole cattoliche. Quindi chiaramente bisognerebbe arrivare ad avere un'idoneità anche per gli insegnanti di religione cattolica delle scuole cattoliche. Ecco perché si insegna religione sempre su mandato dell'ordinario, del vescovo. È il vescovo il responsabile dell'insegnamento di religione cattolica nella propria diocesi. Allora, oggi siamo qui come scuole cattoliche, perché ad esempio per la FISM, le scuole materne cattoliche, paritarie, diciamo c'è una convenzione con la diocesi che va avanti da anni, per cui diciamo, la FISM fa un corso biennale per le sue insegnanti. Al termine di questo corso viene fatto un esame
con il direttore dell'ufficio scuola della diocesi, che rilascia l'idoneità per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole FISM. Però questi insegnanti possono insegnare solo nelle scuole FISM, non ad esempio nelle scuole materne, religione cattolica, diciamo, nelle scuole materne statali e nelle scuole primarie. Ecco, per quello che riguarda i CFP di ispirazione cristiana, siccome ora la normativa della religione cattolica all'interno del sistema di istruzione e formazione professionale è stata estesa anche ai CFP, stiamo vedendo a livello regionale come arrivare a sistemare questo discorso. C'è una commissione di cui faccio parte anch'io con il Vescovo Tessarolo, delegato della CET, per affrontare questo problema e stiamo arrivando a una conclusione dopo un anno di discussione. Ecco, per quello che riguarda invece le scuole cattoliche nostre, diciamo primaria e secondaria, ecco, credo che potremmo rispettare, ecco, naturalmente con gradualità, anche quanto ci viene chiesto. Cioè, siccome penso che più o meno tutti gli insegnanti che insegnano religione abbiano i titoli o si stiano dando da fare per avere i titoli, si possa arrivare ad avere anche l'idoneità per chi non ha formalmente ricevuto l'idoneità all'insegnamento. Anche perché, ecco, può succedere che a volte, ecco, dicevo poi anche il diverso rapporto, ci sono scuole cattoliche che hanno chiesto al nostro ufficio l'insegnante di religione cattolica, ci sono scuole cattoliche che si arrangiano per conto loro, per cui diciamo ci sono situazioni in cui l'insegnante che viene nominato da noi l'anno dopo viene, diciamo, lasciato senza incarico perché viene sostituito con un altro insegnante autonomamente. Ecco, abbiamo delle situazioni un po' diverse e particolari. Credo che sia per serietà nei confronti dell'insegnamento della religione, sia nei confronti degli insegnanti, è opportuno anche qui cercare di arrivare col tempo, con calma, ecco, sempre con gradualità, ma con una prospettiva, con un cammino, ad un modo unico, proprio per vivere anche nell'insegnamento di religione cattolica questo aspetto ecclesiale. Io vorrei che non fosse visto come né un controllo da parte dell'ufficio, della diocesi in quello che si fa nelle scuole, né come la volontà di impadronirsi di chissà quale potere, ma semplicemente come un'attuazione concreta di questo inserimento ecclesiale, che può dare anche qualche problema, però nello stesso tempo ci aiuta a vivere questa dimensione comunitaria anche della nostra scuola, anche attraverso l'insegnante che insegna religione cattolica, che quindi ha questo mandato del vescovo di idoneità, che quindi partecipa ai corsi di formazione insieme agli altri insegnanti, che vive dei momenti di diocesanità. Per quello che riguarda la religione cattolica, e poi naturalmente l'altro discorso che ho fatto prima, per invece più in generale poi la scuola e la pastorale scolastica, inserendo nel cammino della diocesi, dal punto di vista educativo e culturale, anche la ricchezza che ciascuna delle vostre scuole ha. Ecco, io allora ho richiamato un po' questi discorsi di normativa che mi sembravano importanti. Ecco, lascio la parola al Vescovo per adesso degli approfondimenti e poi anche al dibattito nostro. Avete ancora un po' di fiato? Coraggio? Perché quando si sta da quella parte si capisce meglio anche quella parte. Ognuno di noi, anch'io come Vescovo, noi come preti, ogni tanto sarebbe bene che fossimo in assemblea per subire, cioè assorbire le cosiddette prediche come bene. Allora intanto un saluto cordialissimo, sono molto contento che siate qui a rappresentare 35 scuole cattoliche oltre la FISM. Non so se ci sia un'altra diocesi che gode di altrettanta ricchezza di scuole cattoliche. Sarebbe da verificare. Comunque questo è un segnale di grande significato. Tant'è che mi domando che cosa sarebbe Verona senza le scuole cattoliche. Se noi mettiamo insieme gli attuali alunni con tutti gli ex alunni fino a tarda vecchiaia o anzianità o come si vuol dire longevità, quanti
alunni, quante persone di riferimento si potrebbero avere, quantificandole, quante decine di migliaia. È una risorsa grossa, e come fa bene sentir dire: io sono un ex alunno di e di e di. Probabilmente occorrerà trovare il modo, lo dirò alla fine, di convogliare tutte queste risorse in qualche significativa manifestazione dove si fa vedere che ci siamo. Comunque, in questa nostra assemblea, in questo nostro incontro, come vescovo riconfermo la legittimazione delle vostre scuole cattoliche, con la diversa ispirazione che le connota. Nello stesso tempo non posso che farmi interprete della riconoscenza di una chiesa particolare come quella di San Zeno. Così c'è chiesa di San Zeno, non vuol dire la parrocchia di San Zeno, è solo perché dobbiamo superare i confini della provincia di Verona. E se io vado in terra bresciana, da Lugano in poi, insomma, mi dicono: ma cos'è questa diocesi di Verona? Se noi siamo a Brescia, allora dico siamo in zona della diocesi di San Zeno. La riconoscenza da parte appunto di questa diocesi, di cui siamo fieri di far parte, e che per il vostro versante contribuite a rendere più significativa sotto il profilo dell'evangelizzazione, cioè della fede autentica in Cristo Gesù. Parto da un principio di fondo, che è questo: la nostra, è una scuola pubblica. Prima di dire paritaria, siamo noi garanti di un diritto che ci compete. Noi, certo, fino a qualche anno fa ci rassegnavamo a dire che erano scuole private, poi si è passati a scuola paritaria. È meglio che diciamo subito, con tutti i diritti che nessuno ci può negare, siamo scuola pubblica, purtroppo paritaria, in quanto pubblica non ha bisogno di nessun'altra qualifica. Quel paritaria è una concessione benevola che ci hanno dato, togliendoci dei sacrosanti diritti. E noi anche sulla terminologia dovremmo essere sempre più chiari, determinati e inflessibili, perché sulla terminologia ci stanno giocando. E quando una volta l'altra dovremo presentarci tutti compatti e in ragione dello Stato, noi dovremo presentarci con i nostri titoli di cittadini italiani, non di serie B o di serie Z, serie A come tutti, perché noi non stiamo facendo meno scuola perché cattolici, e non vogliamo essere meno cattolici perché nella scuola. La nostra è una scuola cattolica, ripeto, non meno scuola perché cattolica, nemmeno cattolica perché scuola. Si dovrebbe semmai parlare sempre di scuola pubblica, perché è un pubblico, è un insieme di cittadini con i loro diritti e doveri che la frequentano e che scelgono liberamente, senza alcuna coercizione. Per noi non è neanche una scuola d'obbligo, per lo Stato è scuola d'obbligo. Quella delle scuole cattoliche non è una scuola d'obbligo, nessuno è obbligato a frequentarle. E comunque si potrà pensare in questi termini: scuola pubblica, statale e non statale. Tra le non statali, in primo luogo, la scuola cattolica. Se si parlasse ancora di scuola privata, vorrebbe dire che noi accettiamo
un'autoesclusione dal vivere sociale, perché il termine privato, che se ne dica con tutta l'evoluzione terminologica che so bene è entrata come abitudine linguistica, si dice originalmente la parola aveva questo significato ma poi si è evoluzionata e ha avuto un altro significato. Queste sono contraffazioni pure e semplici e purtroppo dannosissime di una realtà che sottostà alla stessa terminologia, perché privato ancora mi risulta che sia participio passato del verbo privare. E se è participio passato del verbo privare, occorrono due complementi. Privato da chi? Privato di che cosa? Se c'è qualcuno che riesce a dare un'altra forza etimologica, si presenti pure. Sconfesserebbe la scuola che frequenta. Privato, come è noto, corrisponde al greco idios, che vuol dire proprio, uno che si è ritirato dalla vita sociale per autodeterminazione, si è chiuso in se stesso, come in un bossolo. Idios, da cui deriva idiotes. Aver qualificato per decenni la nostra scuola cattolica scuola privata vuol dire averla definita scuola idiota. Capite che cosa stavamo subendo? Bene, pensiamo adesso alla scuola in quanto tale, e la nostra scuola non può mai essere di grado inferiore dal punto di vista professionale alle scuole statali. Quindi avere docenti di grande professionalità e competenza. Su questo profilo dunque non meno scuola perché cattolica, ma proprio perché cattolica più scuola. E cerco di spiegare il perché. Ed è bene che poi queste idee le diffondiate anche con gli altri docenti, magari come direttori ne parliate, con il corpo docenti e con gli stessi genitori, con gli stessi alunni, perché dobbiamo pian piano trovarci in perfetta sintonia tra di noi. Quindi siamo una scuola cattolica, quindi che prima di tutto pone come base salda la professionalità, che non ha nulla da invidiare alle altre scuole, ma propone anche la persona di Gesù Cristo come parametro di riferimento per una maturità umana ad alta quotazione. Proprio perché siamo cattolici abbiamo un progetto che non riguarda la trasmissione del sapere e basta, quello è competenza professionale, trasmissione del sapere eccetera, tutte quelle cose che voi conoscete molto bene. Ma noi miriamo a fare della scuola anche luogo formativo che forma la persona verso su qualche parametro, perché è impossibile formare senza parametri, senza modelli di riferimento. Il nostro modello di riferimento, direi il nostro parametro, anzi, per essere più precisi, la nostra forma, morfè greca, va bene? La nostra forma è Gesù Cristo. È Lui lo stampo, il calco su cui costruire personalità di altissimo profilo. E basterebbero citare i vostri santi fondatori, le vostre sante fondatrici, santo o non sante comunque sono dei grandi, elevanti, per dire a quale livello anche umano sono arrivati. Proprio in grazia di questo si sono formati sul calco di Gesù Cristo. Per non citare il solito esempio di Giovanni Paolo II, di Madre Teresa di Calcutta, è andata dicendo. Vedendo lui qui, non vorrei poi saltare via qualcuno, se no avete di qui giganti di riferimento. Oggi è San Daniele con ecco, hai visto? Don Mazzo, vabbè. Ecco, lui, vabbè, ma non possiamo saltare via le Canossiane e Don Bosco. Insomma, adesso vedete che in che guai mi porta, mi tira dentro.
che salta via qualcuno, e Pietro e Calabria, insomma, dai, ma noi abbiamo giganti dell'umanità, di cui l'umanità deve andare fiera, e Gaspare Bertoni. Chi c'era? Chi abbiamo saltato via? Lo Stego, dopo il crociere, le Campostrino, non bisogna mai nasci bene. Sì, e poi dite la chiaranza di personalità. Queste cose vanno dette, vanno gridate ormai, perché c'è troppa sordità. Ecco. Allora, puntare dal punto di vista formativo, e la scuola non può che avere l'aspetto formativo, guardare l'aspetto formativo anche attraverso la trasmissione del sapere, ma con tutto il resto, che vuol dire le relazioni che si compiono, il vivere, il respirare. Non si danneggia nessuno a presentare Gesù Cristo come l'uomo perfetto, così come ce lo ricorda il Concilio Vaticano II. Se ne avvantaggiano molti, quelli che almeno credono in Lui. A questo punto io penso anche che per tutte le scuole cattoliche si dischiudano delle finestre grandiose, oltre alla professionalità. Non si può fare lo stesso discorso per le scuole pubbliche statali, sia chiaro, ma per la scuola pubblica cattolica sì. Intendo dire che tutte le discipline che costituiscono l'organico di un istituto scolastico vanno riferite di sicuro a qualche cosa che sta all'arché, all'origine di sé, o che è il senso più profondo di questa stessa disciplina. Cerco di fare qualche esempio e voi porterete pazienza, ma capite che sono delle cose che vanno sempre di più chiarite e sono cose splendide. Ecco, ora potrebbe parlarne lei, le scienze, la biologia, la chimica, la fisica. Guardiamo la cellula. Chi di voi è esperto? Come si deve presentare la cellula, lo stesso discorso vale per l'atomo e mille altre cose. Nella scuola cattolica, prima cosa, tranquillamente, sotto il profilo professionale, presentando la cellula fino alle ultime frontiere, fin dove sono arrivati ieri, con le scoperte di ieri. Quindi, dal punto di vista scientifico non deve mancare nulla. Ma quando noi abbiamo presentato la cellula sotto il profilo scientifico, ci basta per conoscerla? È solo la scienza l'arte della conoscenza? O la conoscenza vera della realtà ha anche altre chiavi interpretative che approfondiscono senza sconfessare la conoscenza della scienza? La scienza non è forse uno degli strumenti della conoscenza, uno tra i tanti? Io potrei dire che ce ne sono almeno 9 o 10 per la conoscenza. Sono stratificazioni interessantissime e non sono equivalenti. La scienza, grosso modo, adesso se mi ricordo il mio schema, è il quarto e quinto posto nella stratificazione. Allora, va conosciuta dunque fino alle ultime ricerche fatte. Bene, una volta che si è fatto questo, cosa viene fuori? Un altro tipo di conoscenza che è lo stupore. Lo stupore ti fa conoscere la realtà molto più in profondità, perché ti fa subito domandare: ma cos'è sta roba? Ma che non abbia alle sue spalle qualche realtà che la supera? Perché è così meravigliosa, così razionale, così perfetta, addirittura in un sistema che diventa produttivo, si riproduce? Cosa? È lecito farsi questa domanda o è un tabù? Io capisco che la scuola pubblica statale si fermi a ho conosciuto, punto, ma no che la scuola cattolica si fermi a questo punto. Quando magari qualcuno della scuola cattolica andrà a fare gli esami fuori, dirà soltanto ciò che la scienza ha detto.
ma come uomo, come donna, si domanda, perché no, è logico, questa stupenda realtà, questa bellezza, questa armonia, questa razionalità, avrà pure alle sue spalle qualcuno che ne è l'origine, l'autore. Non vi pare che quando noi siamo di fronte per esempio a un quadro o un'opera d'arte qualunque, una scultura, e mi viene immediatamente nella mente, non so, il Michelangelo, il Mosè di Michelangelo, la Pietà di Michelangelo, non so perché, immediatamente, ecco, ma è quello. È lo stesso che io abbia conosciuto quell'opera, la Pietà, in tutti i suoi aspetti, o è giusto che mi interroghi, ma chi l'ha fatto? E conoscendo chi l'ha fatto, conosco molto più in profondità quell'opera. Rispondendo dunque al chi, io ho una ulteriore possibilità di approfondire la conoscenza del che cosa. Ecco il perché. Io non dico poi che gli alunni dovranno inchinarsi, prostrarsi. Se qualcuno lo fa, almeno contemplare e dire grazie Signore, è tutto di guadagnato. Ma che un docente li porti almeno fino sulla soglia di questo infinito spettacolo. Ho detto la cellula, lo stesso vale per il microcosmo, come è l'atomo, e andate dicendo, il macrocosmo, cosa è? Insomma, dovremmo pure interrogare e rendere i ragazzi esigenti in questi interrogativi, che si facciano sprigionare senza paura. Profe, cosa sta succedendo? Manteniamo vivo questo entusiasmo e la capacità di penetrare oltre. La stessa cosa si può dire benissimo anche della storia. La storia può essere considerata dal punto di vista, come dire, storiografico, appunto. Ma c'è una storiografia che poi ha il risvolto, come è noto, della sinistra o della destra. Sostanzialmente sono quelle le grandi storiografie. E perché non potremmo mettere una storiografia tipicamente cristiana? Che vuol dire metterci, ecco la cosa di fondo che secondo me è importante chiarire, metterci nei panni di Dio, vedere il microcosmo e il macrocosmo con gli occhi suoi, di Lui che l'ha creato e l'ha creato così. Sicché noi quando noi guardiamo il micro macrocosmo e l'uomo in particolare, con gli occhi di Dio, noi abbiamo una profondità e una voglia matta di conoscere più in profondità ancora, perché Dio che l'ha creato li sto vedendo con l'occhio di Dio, con la sua benevolenza. Ma se io guardo la storia con gli occhi di Dio, io non altererò i dati della storia, mai. Perché se nella storia della Chiesa, per esempio, ci sono delle zone d'ombra e di caligine, dicono sono cose che non vanno approvate in nessun tempo. Sono successe così perché, e queste sono le ragioni, che neanche Dio le ha approvate. E noi dobbiamo avere il coraggio della verità. Sì, nello stesso tempo però non facciamo di ogni erba un fascio. Se dobbiamo parlare delle crociate, diciamo cosa sono state sotto tutti i profili. Se parliamo dell'Inquisizione, sulla quale qualche storiografia marxista ci guazza dentro alla grande senza sapere il perché e il che cosa, noi diremo l'Inquisizione è questo fenomeno che ha avuto questa estensione e anche questi limiti. Non vanno sottaciute gli aspetti negativi, non vanno ingigantiti quelli che non ci sono. Con la verità. E la geografia, la geopolitica e la psicologia, queste cose non vanno viste con gli occhi di Dio? Quale impoverimento ne consegue se io le guardo con l'occhio di Dio? Tutti gli aspetti della scuola, la matematica, la fisica. Allora, proprio sotto questo profilo, io direi abbiamo delle opportunità grandi. Io non dico che poi ne faremo un credente, ci penserà lui, ma il docente deve avere questa carica da trasmettere e gli porta, ripeto, fin sulla soglia, di fronte alla quale poi lo studente farà le sue scelte. Diciamo una parola adesso sull'ora di religione cattolica appunto nelle scuole cattoliche.
già l'ha introdotto anche Don Domenico. Credo che si possa definire così l'ora di religione o le 2 ore di religione: una propedeutica alla catechesi. La catechesi, diciamolo pure, è un percorso di iniziazione cristiana al discepolato. È un percorso di iniziazione cristiana al discepolato, cioè alla sequela di Cristo. Quella è la catechesi, da non confondere con la scuola di religione, che, come ha già detto anche Don Domenico, riportando i documenti, ha valenza tipicamente culturale e perciò critica di vaglio della situazione sotto 3 profili. Il primo, il contenuto. Il contenuto dell'insegnamento di religione cattolica nell'ora di religione è il patrimonio cristiano, tutto, così come risulta, per intenderci, da catechismo della Chiesa Cattolica. Criticamente esposto. Cosa vuol dire criticamente? Vuol dire esposto dando le ragioni per cui la Chiesa presenta questi suoi contenuti, il suo patrimonio. Cioè, l'insegnante di religione si mette nei panni della Chiesa, anzi del suo magistero, e nella fedeltà assoluta del magistero dice, espone, dandone le ragioni, i contenuti vari, senza interferenze soggettive. Esempio: l'insegnante di religione deve parlare della famiglia come la pensa il magistero della Chiesa, non come magari un insegnante di religione entrato in crisi sta pensando alla famiglia allargata, eccetera eccetera. Chiaro? Quando l'insegnante di religione presenta la famiglia come la pensa la Chiesa, ma non può che incantare gli alunni, perché i contenuti veri, se conosciuti bene, non fanno che incantare. Quando l'insegnante di religione deve parlare del rapporto tra fedele e comunione, fedele e sacramento della riconciliazione, come ne deve parlare? Come lo presenta la Chiesa. E sarà bene che qualche volta ci chiariamo anche queste tematiche, non come la sua eventuale opinione o esperienza lo indurrebbe a dire. Per cui, chi è divorziato o risposato? Perché la Chiesa dice che non può accedere al sacramento della riconciliazione o al sacramento dell'Eucaristia? Un insegnante bravo di religione? No, un insegnante di religione deve spiegare il perché, con grande sofferenza. Non è una sfida, è una sofferenza enorme, perché ci sono di mezzo persone concrete. Nello stesso tempo non può tacere i veri motivi. Allora, si dice, si presenta uno alla confessione e, espone la sua situazione: sono divorziato, risposato, sono convivente. È come la stessa identica cosa di uno che dicesse: sono incallito nel mio vizio e non sono intendo neanche venire fuori, insomma, ormai sono così, sono dentro così. Se una persona è incallita in un vizio da cui non intende uscire, io posso darle la soluzione? Certo che posso darla. Attecchisce? Ha effetto? Perché la soluzione vuol dire: io ti metto nella condizione di un restauro che tu non sei in grado, non puoi neanche fare.
perché la tua situazione è tale che da quella situazione non esci. Ricordiamo il significato che ha la assoluzione. La soluzione vuol dire rimetto la persona in una condizione di vero e proprio restauro in quel momento lì. Poi sarà ancora fragile, pazienza, ma lui si impegna e vuole restaurarsi continuamente. Il sacramento della confessione è uno dei più belli da riscoprire in assoluto. Tutto. Allora, se io do la soluzione a un divorziato risposato, posso darla? Certo, non posso darla. E se uno riesce a strapparmela, io la do tranquillo. Ma è lui che non ha efficacia. È una illusione. Il che non vuol dire che un prete sia autorizzato a trattare male quella persona. Tutt'altro. Dice, guarda, mi dispiace, se vuoi te la do la soluzione, ma capisci che tu non serve, cioè non giova. Però vai, affidiamoci alla misericordia di Dio. Una preghiera di implorazione della sua misericordia, come Dio vede la vostra situazione. Insomma, ci affidiamo. Ci metto anch'io la mia parte, ci affidiamo. Questo lo può, lo deve fare. Perché è un uomo, perché è partecipe di quella situazione, ma non può ingannare e dire adesso sei assolto, va tranquillamente a fare la comunione. Perché? Perché fare la comunione ancora una volta vuol dire mi unisco a Cristo, Eucaristia, che mi ristabilissi in piena sintonia con Lui. Se non che il Vangelo di Matteo capitolo 19, l'uomo non separi ciò che Dio ha unito, eccetera, per la questione del divorzio, se lo impedisce. Allora, io non squalifico quella persona, per tanti aspetti dico brava, per questo aspetto dico che non sei risanabile finché non hai aggiustato la questione dalle radici. Allora, io devo spiegarle queste cose agli studenti, poi ognuno farà quello che può, per cui se uno viene con la mano così tesa a fare la comunione ed è divorziato, risposato, è un convivente o è un incallito appunto che non è viziato, cosa devo fare? Io che sono prete gli do la comunione, non spetta a me giudicare lui, ma non posso dire dall'altare venite tutti a fare la comunione anche i divorziati e risposati. Devo spiegare il perché. È una incongruenza, una incoerenza, qualcosa che si contraddice. Come dire, assumo il cibo che so che non mi farà niente o mi farà male e basta, perché è in contraddizione con il mio stato di salute. Capite cosa vuol dire affrontare queste cose anche delicatissime? Ed è giusto farlo, ma sapere il perché, le ragioni per cui la Chiesa si dice certe cose, poi un insegnante stesso dice ma insomma qualche perplessità ce l'ho anch'io, pazienza, ma non lo puoi insegnare. Tu sei in quel momento rappresentante del Magistero della Chiesa, inviata da me, vescovo. Questo è un aspetto dunque importantissimo. Il secondo aspetto, l'ora di religione deve chiarire i contenuti del patrimonio cristiano, secondo il Magistero della Chiesa, ed è un campo vastissimo, interessante. Secondo aspetto, l'insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole, anche quelle statali, sto parlando delle scuole statali e statali, ha valenza interdisciplinare. Secondo me è un vero e proprio perno, un punto focale di riferimento di altre discipline, come le letterature varie, le scienze, la storia, la filosofia, la psicologia, eccetera. E spero proprio che riusciate, specialmente nella scuola cattolica, ma deve essere così anche nelle scuole pubbliche statali, che ci sia una interdisciplinarietà reale, come suggeriscono gli stessi orientamenti della scuola. No? Questa interdisciplinarietà vuol dire che di fronte a un crocefisso, facciamo un solito esempio del Giotto di Cimabue e d'Articello, chi è competente nella presentazione estetica di quell'opera sarà evidentemente l'insegnante di arte. Ma dal punto di vista contenutistico, l'insegnante di arte dice all'insegnante di religione, fammi un piacere, ti spiega tu cos'è il contenuto di un crocifisso.
Solo un credente e uno che vive questo mistero è in grado di svelare l'interno, no? Dall'interno il mistero che è un crocifisso. E spetta all'insegnante religione. Quel solito testo che citiamo: Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile, alta più che creatura, termine fisso da dare un Dante teologo. Quello poteva fare tutte e due le cose. A chi compete presentare l'aspetto letterario critico di quest'ultimo canto del Paradiso e anche per la mia commedia di Dante, Vergine Madre. Ecco, Dante, ho detto, ha fatto tutte e due le parti brillantemente, anzi è anche l'autore, va bene. Dal punto di vista critico-letterario è ovvio che tocca al docente di letteratura, ma dal punto di vista contenutistico-teologico io non credo di poter esigere da un insegnante di letteratura italiana la conoscenza profonda del mistero che sottostà a questi versi, dal punto di vista teologico. Contenutistico generale va bene, ma dal punto di vista teologico l'insegnante di religione è un insegnante, in questo caso di letteratura, chiama l'insegnante di religione. Ecco, adesso io ho presentato il tutto con tutta la critica letteraria, adesso pensaci tu, è bellissimo questo, no? Una collaborazione bellissima, no? Chissà. E tutti gli altri esempi, il Big Bang. Allora, il Big Bang, non so, l'insegnante, ma sulla questione della creazione o non creazione, chi dovrà essere interpellato se non l'insegnante di religione? E l'evoluzione che c'è stata. E cosa dice la Bibbia a questo riguardo? E il Magistero cosa dice a questo riguardo? Deve essere competente, non può dire le scienze dicono così, no? Le scienze dicono così. E il Magistero cosa dice? Che di sicuro non contraddirà. E quando le scienze sono scienze, non contraddiranno mai la teologia. E quando la teologia è vera teologia, non si contraddirà mai con le scienze. Chiaro? Terzo aspetto importantissimo è la sua valenza interculturale. Senza precomprensioni e colonne d'Ercole. Chi insegna religione non ha da mettere paletti. Ho sentito dire che la scuola di religione dovrebbe essere l'insegnamento delle religioni, nulla di più sbagliato. Se volete frantumare, polverizzare la mente degli studenti, fate così. La mente nostra ha bisogno di punti di riferimento focali. La religione cattolica ha questa magica capacità di essere un punto focale, senza esclusioni. Da lì puoi partire per estendere la tua conoscenza su tutto il resto. Dall'ebraismo, all'islamismo, al buddismo, all'induismo, all'ateismo, lo potete fare. Concetto, per esempio, di Dio. Allora, cosa dice la religione cattolica su Dio? Mistero d'amore trinitario, spero che questo sia chiaro. Non si dica che la religione cattolica è la religione che crede in Dio. Mi offenderei. E spero che nessun insegnante di religione cattolica dica così. La religione cattolica è la religione del mistero dell'amore trinitario di Dio, che è Dio, ma che è tripersonale nelle relazioni. È vero che Dio è unico, perché unico è l'essere, ma è trinitario nelle relazioni e perciò è uno. Vi risulta chiaro? L'unicità di Dio è collegata con la Trinità e la Trinità con l'unità. Non sono cose sovrapponibili. Unicità, Trinità, unità, come non detto. Comunque, pensiamo a un Dio presentato dal cristianesimo cattolico in particolare. Un Dio presentato dall'ebraismo, dall'islamismo, Corano, eccetera, il buddismo, anche l'ateismo.
è un confronto. Non vi pare che sia importante? Non vi pare che uno degli aspetti fondamentali della scuola sia esattamente quello di mettere gli alunni nella condizione di confrontarsi senza arrivare allo scontro? Il confronto è culturale, è civile, è esigito dalla storia della civiltà. La scuola di religione dà questa opportunità grandiosa, il confronto. E a proposito di Dio, lo so, lo faccio con tutti, lo faccio anche con voi, tanto per tagliare l'aria semplicemente. Confronto vuol dire anche tematico di un Dio che ha un suo volto. E la frase famosa, non c'è foglia, non cade foglia che Dio non voglia. Domanda fatidica, chiedete ai vostri studenti, quello ve lo dicono subito. Questa frase, ripeto, non si muove foglia, non cade foglia che Dio non voglia, è dell'Antico o del Nuovo Testamento? Chiaro, no? Ecco. E allora di solito si arrabattano tra il libro del Siracide, il libro del Coelet, tant'è che è una delle sure del Corano, che fa parte del grande concetto di Inshallah, se Dio vuole. Almeno queste cose che si sappiano. È un confronto interessante, perché da quella espressione viene fuori un concetto di Dio. Dalla provvidenza paterna di Dio ne viene fuori un altro volto. Il confronto. Puoi mica dire che tu hai ragione, io ho torto. Presenta, oggettivamente, con grande libertà. E senza paura di sconfinare in altre, sulla cultura, non avete paura. Il confronto va fatto a tutto giro, panoramico. Vi dico cosa c'è di più bello nella scuola di religione. Deve essere, non può non entusiasmare l'ora di religione. Quando troppi non si avvalgono, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Vuol dire che fondamentalmente è la scuola di religione che non sta funzionando. Perché proprio la sua valenza culturale in sé, interdisciplinare e interculturale, per quanto riguarda invece la scuola di religione, la scuola cattolica, c'è il di più. Noi il meno. Questi tre aspetti ci devono essere. Si aggiunge anche la capacità di aiutarli a introdursi nella iniziazione cristiana, deve aprire le porte, le finestre sul mistero che chi accoglie la religione cristiana cattolica, cristiana in genere, chi accoglie questa religione è per natura sospinto a immettersi nel cammino, nel percorso del discepolato di Cristo. Cioè lo sente perché ha patto che l'insegnante della religione sia testimone di quello che dice, che lo dica con quell'entusiasmo che dice tutta la sua fede. Che non vuol mica dire io sono, lo senti, la matematica, le scienze, da tutti quanti abbiamo sperimentato. Se c'è una disciplina non si può dire è difficile o facile, ma che insegnante c'è che la presenta? Anche le discipline più, virgolette, ostiche sono non soltanto digeribili ma appetibili se l'insegnante ne è un appassionato, che le trasmette la passione. E qui dipende proprio da noi. La stessa cosa succede anche evidentemente per le nostre omelie domenicali, ma dobbiamo sempre confrontarci tra di noi, insomma, in segreto, quello che è. Però è vero, è vero. Ultime battute e basta. Sono contento che ci troviamo insieme. Spero che sia davvero un avvio di altri incontri, perché è necessario entrare in rete tra di noi, tra tutte le scuole cattoliche. Cominciamo a fare più rete, di sostenerci reciprocamente, di sviluppare, di attivare manifestazioni significative in comune, ma anche se occorre uno scendere in piazza tutti insieme, perché in un momento in cui sta scarseggiando l'ossigeno non possiamo noi subire una morte per asfissia. Siccome amiamo
la società civile, amiamo i nostri ragazzi, noi per loro diamo la vita, ma non moriamo di asfissia, perché se moriamo di asfissia noi, a rimetterci sono i cittadini italiani. Vogliamo testimoniare alta qualità anche alle autorità scolastiche nazionali, regionali e comunali, senza alcuna intenzione di squalificare le scuole statali. Vorremmo finita invece l'era dello statalismo. È il vero tarlo dei mali che ci sono in Italia, possiamo dircelo tra di noi almeno. Quando dal Risorgimento in poi non si è capito che lo statalismo era inevitabilmente destinato al parassitismo e impediva lo statalismo alla società di sprigionare le sue risorse, che sono tante, si è deciso di portare avanti l'Italia col fiato corto e con l'economia sempre in panne. Se capissero che la questione vera, anche economica, è culturale ed è legata a quella struttura fondamentale della società che è la famiglia, e dessero credito alla famiglia e al sociale, e aiutassero la famiglia e il sociale in genere, come la scuola cattolica è il sociale. Dal sociale ripartono le risorse migliori. Lo Stato sarebbe florido. Se guardiamo il miracolo del Nord-Est, da chi è partito se non dalle famiglie negli anni 60, la compattezza della famiglia che si è costituita nella loro piccola azienda. Per quella piccola azienda ci davano dentro non 8 ore timbrando il cartellino, tutte le ore che erano necessarie, per l'orgoglio dei genitori di poter dare un futuro ai loro figli, coinvolgendo perciò anche i loro figli. Questa è economia, questa è cultura del futuro. Quando invece tutto si attende dallo Stato, statalismo, il sociale si riabbassa, si affievolisce, smuore e la nazione va in crisi profonda. Quando sarà sepolto per sempre lo statalismo, forse cominceremo a risorgere. Noi direi che vale la pena che ci troviamo come scuole cattoliche anche in qualche, non soltanto manifestazione, anche in qualche momento formativo. Forse, dico io, se invece di incontrare i genitori per quei grossi incontri, proprio grossi, che possono essere 2 o 3, poi gli altri si possono fare anche più specificamente, scuola per scuola, potessimo raggruppare le scuole in un grandissimo incontro con i genitori, con tutte le nostre scuole, fare l'identico discorso formativo rivolto ai genitori con persone estremamente competenti, qualificati in materia e quindi capaci di risvegliare nei genitori degli studenti delle scuole cattoliche il desiderio di riportarsi all'altezza del loro compito educativo come genitori sotto vari profili, comprendendo sì le loro difficoltà, ma anche mettendo in risalto le loro risorse reali. Non vi pare che sarebbe un'ottima testimonianza e forse daremmo anche alla scuola statale qualche cosa, come dire, di esemplare, senza, ho detto, voler squalificare, non me lo permetterò mai, anche perché so gli sforzi che si stanno facendo anche a quel livello, almeno da parte di molti. Questo è il mio interrogativo e la mia proposta, adesso discutiamone.